Buongiorno a tutti ragazzi, ancora scosse di terremoto e sempre purtroppo è capitata ieri ragazzi, cioè vedete quante scosse ieri sono accadute veramente nella giornata del 20 agosto ieri, quindi martedì, davvero un martedì davvero sconvolgente. In effetti stavolta alle isole Salomone ragazzi, cioè c'è stata una scossa di magnitudo 6.4 con epicentro nella provincia di Temutu. Quindi ancora diciamo è una delle 9 isole di Salomone, ragazzi, questa Temutu, quindi una delle tante isole, diciamo, delle isole Salomone, quindi un'isoletta deve essere sicuramente. Non è dato. Sì, sì, ma la cosa bella è che non ci sono notizie, ragazzi, questo è il problema. Il problema più grande è che hanno dato tutto in lingua inglese, cinese, russo, non portano nulla, a parte la scossa e dicono rischio tsunami, allerta tsunami. Ho provato anche in inglese perché ho visto che nelle isole Salomone si parla l'inglese, quindi ho provato a fare una ricerca in inglese, ma non ha dato risultati, ragazzi. Quindi in effetti c'è stata questa scossa di terremoto di 6.4 con allerta di tsunami non si esclude il rischio tsunami, però ragazzi, al finale le notizie non ci sono nemmeno una, quindi non so che è successo per davvero, quindi è successo ieri alle 15 alle isole Salomone, esattamente su un'isola che si chiama Temotu, isole Salomone. Ma non si sa, Silvana, capisci? Non sappiamo notizie, cioè hanno dato solo che è stato questo terremoto forte in mare, diciamo che hanno diramato l'allerta tsunami, però poi sì, sì, ma non lo so, avvocati ti dicono una bugia, però ho provato a vedere sui siti, vari siti anche in inglese, ma non si trova solo il fatto che è avvenuto questo terremoto, rischio tsunami e poi nulla, non ci sta nulla. Ho provato anche a guardare Isole Salomone News, nulla ragazzi, non dicono niente, è zero. La stampa tace, non dice niente, boh, non lo so. Io l'ho trovato così, che vado sempre in cerca di queste cose, diciamo, particolari, terremoto news, lo scrivo in inglese, lo scrivo in varie lingue e quindi diciamo che lo faccio così. L'ho fatto in inglese, non ho trovato nulla, l'ho fatto in russo, non ho trovato nulla. E quindi in effetti, ragazzi, vorrei tanto sapere che è successo, ma veramente ho provato di tutto per ora. Non ho notizie, quindi poi può darsi pure che oggi riuscirò a trovare qualche cosa, ma per il momento, eppure sono passate tante ore, ragazzi, dalle 15 di ieri, quindi ragazzi non è che ma no, non credo, non lo so, un segreto no, sicuramente perché se fosse successo qualche cosa, sai, i giornalisti l'avrebbero messo ai 4:20 quando succedono tragedie. Quando succedono guai, stampa, TV devono fare audience, come dicono loro, quindi ci sarebbe stato. Però forse se c'è stato qualche cosa così, non lo pensano proprio a fare queste cose, oppure ecco qua. Ieri pure io ho visto il telegiornale, però ti faccio l'esempio che io non ho sentito che hanno detto questa notizia. Cioè, perlomeno dite la notizia, non dico di approfondirla, ma perlomeno dite è avvenuta una scossa forte nelle isole Salomone, non si sa, no? Beh, però ditelo, invece nella TV proprio nulla, zero, ma non è la colpa della RAI, non si sa sapere, questa è la cosa, capito? Non è che io speriamo non ci siano, perché qua sì, sì, anche il fatto della Russia non hanno detto nulla, in effetti è stato un test che hanno fatto i russi, però i russi dopo 5 giorni, siccome forse non potevano farne a meno, hanno dichiarato qualcosina, perché vedi, dopo 4 giorni che arrivavano, diciamo, radiazioni e cose, hanno fatto questa, giustamente, hanno detto che era stato
un incidente perché dovevano spostare una cosa da un'altra, invece no, quello era un test. Quindi hanno cercato di coprire le loro tracce. Vabbè, ragazzi, in Russia nessuno può entrare e divulgare notizie, quindi lì, come si dice, il segreto rimane lì, ragazzi, quindi possiamo stare da mo' 3000 che non sapremo mai che cosa è successo perché Putin non permette a nessuno che si diffondano notizie, quindi al di fuori della Russia. Non lo dicono ai popolani, cioè a quei russi, figuriamoci se lo vengono a sapere gli americani, oppure gli italiani, oppure qualche altra nazione, quindi figuratevi. Qua pure per un terremoto semplice non si sa nulla, pensate un po'. Mo ieri una scossa di magnitudo 6.4 con rischio tsunami e non si sa nulla e sono passate alle 3 di oggi, fanno 24 ore più o meno. Sì, perché alle 3 di stamattina 12 ore, alle 3 di oggi 24 ore. Cioè dopo 24 ore qua non si sa ancora nulla che è successo sulle isole Salomone. Potevano anche fare un aggiornamento e dire guardate non c'è stato nessun tsunami, nessun ferita, nessun danno a persone e cose. Ecco qua, fatto. Invece proprio non se ne importano proprio. Bah, comunque ragazzi, come sempre, misteri nei misteri, non ci sta niente da fare, quando si tratta di guai cercano sempre di coprire tutto, che poi queste notizie qua dovrebbe essere le prime che la TV, sia Rai che Italia 1, che Mediaset, cioè tutti i telegiornali, mo locali, nazionali, internazionali dovrebbero dire. Invece non ne parla proprio nessuno, quindi non diamo la colpa. Ah, e te l'ho detto, ho preso le orate in effetti. Ho preso due orate, erano della Croazia, non erano greche. Ho preso due orate e pesavano un chilo, quindi mezzo chilo all'uno. Quindi oggi, mo sto indeciso come farla. Quindi, no, non eri tu, figurati. Sì, vabbè, ma meteorite perché la NASA pure si è messa in mezzo, Gabriele ha fatto un sacco di... Ancora stamattina escono notizie di questo meteorite e quindi non hanno potuto fare a meno di dirlo, capisci? Quindi dovevano per obbligo. Perché se invece non era stato visto da nessuno, può stare sicuro che non avevano fatto nulla. Non c'era stato tutto sta sulla TV. Mo se scrivi meteorite solo su Google esce subito Sardegna, Sardegna, Sardegna quando vogliono loro. Quindi poi quando non conviene a loro puoi scrivere che vuoi tu. E quindi non succede niente. Sì, sì, vabbè, i clonatori. Vabbè, sta avanti, sta nel futuro questo, dai, clona. Sta provando la clonazione, ragazzi. Solo che è un po' difettoso, quindi non è perfetta sta clonazione. Perché alla fine si capisce poi che non è quello originale. Come si dice? Mi fai fesse una volta, due, non tre. Quindi in effetti al finale il clonatore viene sempre sgamato, come diciamo noi. Quindi ragazzi, il problema è sempre lo stesso, le notizie ci vengono date, come si dice, col cucchiaino, un po' alla volta, giusto quel poco per farti capire, niente più. In effetti questo è il problema. Ma guarda, non lo so, sinceramente è un rebus. Quindi ragazzi, il problema come stavo dicendo, le notizie le danno col cucchiaino, un po' a voto. Quindi oggi dicono un po' di questo, domani un po' di quello, ma la verità non la diranno mai, ma nessuno mai. A volte quando fanno un articolo sulla NASA, la NASA dice che l'asteroide passerà a 40.000 km, allora se dicono 40.000 km significa fai la metà, perché siccome calcolando il fattore bugia, quindi che mentono spudoratamente, allora devi fare la metà minimo. L'asteroide passerà, che ne so, a 1 milione di chilometri dalla Terra, allora fa 1 milione diviso 4 e quella è la traiettoria. Quindi al finale non mi fido proprio, quindi quando si tratta di queste persone qua, anzi di questi, purtroppo lo fanno per mestiere, non è perché
lo fanno per gusto, come la CIA, come l'FBI, sono segreti, quindi sono così, non puoi farci nulla, quindi è il loro compito fare così. E la NASA nasconde tutto, anche se la NASA, come regola, potrebbe dirlo a tutti. Capisco l'FBI quando ci sono queste cose. No, non ho risolto, ho portato altre, diciamo, messaggi che mi erano state recapitate negli ultimi giorni, fino al giorno 12, e gli ho portato tutti gli screenshot di tutti i messaggi che mi ha mandato, solo questo. Poi giustamente era una cosa veloce, quindi ho dato al giudice tutte lo screenshot fino a 12 di l'ultima volta che mi ha scritto e me ne sono andato. Anche perché là vanno di pressa, quindi no, ti dico la verità, fino al 12 ha continuato diciamo, a mandare messaggi, ora non più, sono 7-8 giorni che non arrivano più chiamate e messaggi, quindi ma non lo so che è successo, non mi importa, quindi diciamo sono 7-8 giorni che non manda sul cellulare mio privato messaggi o altro, o chiamate. Ah, fatto di questa, tutte, come si dice, tutte belle cose per tutti quanti, quindi diciamo che parla bene proprio di tutti, quindi per non essere, non scrivere, non dire qualcosa di volgare, dico così, quindi ha parlato bene di tutti quanti noi, diciamo, in generale su YouTube. Promette sempre di qua, promette sempre di là. Quindi io ho portato quelle carte al giudice, quando lei scrive io raccolgo tutte le e poi ogni 10-15 giorni, ogni 20 giorni io porto. Sì, sì, pure di me, sì, sì. E non è che ha parlato solo della gente di YouTube, ha parlato pure di me, è normale. Ha insultato la mia amica, avvocatella, lo so, non ti preoccupare. Lo so che non è grazie, non ti preoccupare, non c'era bisogno che me lo dicevi. Quindi ragazzi, come vedete, escono sempre fuori, però purtroppo sempre vengono riprese, quindi in effetti non c'è nulla da fare. Vabbè ragazzi, vi auguro una buona giornata, quindi se saprò qualcosa ragazzi io faccio un aggiornamento, sperando che riesco a capire qualche cosa di quello che è successo, perlomeno sappiamo cosa è successo. Ciao avvocatello, vedi che secondo me non so, ma ho tolto questa Grazia Vastano, ma non so se è quella lì buona o quella lì falsa, ma secondo me era la falsa. Quindi ancora che continua, però non fa nulla. Quindi ragazzi, io nel pomeriggio, stasera, non lo so, se so qualcosa in più. Ciao Fiorella, ciao, buongiorno. Se saprò qualcosa in più, io faccio, diciamo, un aggiornamento. Sì, sì, Saverio, sì, sì. Vabbè, grazie Fiorella, piacere. Quindi, ragazzi, io oggi pomeriggio oppure stasera, se so qualche cosa, faccio un aggiornamento. Se poi, ragazzi, non so nulla, non faccio nulla. Ah, Elena, no, alle Isole Salomone, Elena, ieri alle ore 15 una scossa di magnitudo, pure a te ti hanno clonato, quindi è proprio una epidemia. Magnitudo 6.4 nell'isola di Temotu, che sono le isole Salomone, cioè una delle 9 isole. Hanno detto che ci sta un rischio tsunami, però purtroppo non sappiamo nulla, non ci sono notizie, almeno fino ad ora. Quindi ho detto se so qualcosa, oggi faccio un aggiornamento, questo avevo detto. Quindi ragazzi ci sentiamo più tardi per qualche altro video, speriamo no di terremoto. Sì, sì, sono credente, sì, sì. Anche se la verità non credo che tutte queste cose che avvengono nel mondo siano legate come molti credono a tipo un'apocalisse, tipo fino delle...
ma tipo fine del mondo, non, sono fatti naturali, diciamo. Quindi non credo che tutti sti guai diano, diciamo, l'inizio della fine. Ma non credo, guarda, non credo che avvenga così, diciamo, perché in effetti l'Apocalisse significa la rivelazione. La rivelazione non è la fine del mondo, cioè viene rivelato qualche cosa, cioè non è che viene la fine del mondo in senso letterale, cioè distruggono il mondo come viene descritto nell'Apocalisse. Cioè alla fine è, diciamo, viene fuori la verità. Quindi non è che viene la fine, la rivelazione significa. E non si sa, qua è un casino oramai. Vabbè ragazzi, aggiorniamo oggi questo, diciamo, terremoto qua alle isole Salomone. Se saprò qualcosa io faccio, diciamo, ma non lo so, saranno parecchie quindi. Quindi ciao Stella, pure a te. Quindi ragazzi ci sentiamo oggi e faccio l'aggiornamento. Quindi se so qualche cosa partiamo da questo, perché è difficile proprio. Ciao a tutti ragazzi e buona giornata.